Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Oggi è lunedì e sono meno un quarto alle 9, devo andare a comprare il pane perché l'abbiamo finito. Ieri siamo stati in gita, il video della gita lo vedrete in settembre perché in agosto ce ne sono altri due già e quindi in settembre vedrete quello delle Cinque Torri e quello di ieri. Quindi siamo andati sulle tre cime di Lavaredo, abbiamo fatto il giro delle tre cime. Niente, detto questo, adesso mi preparo e vado via di casa perché c'è traffico. Ieri sera è di nuovo scesa la frana ad Acquabona per arrivare a Cortina. Quindi hanno chiuso la statale, è stata riaperta stamattina. Ecco, quindi proprio adesso che oggi è proprio Ferragosto, quindi il massimo proprio. Va bene, vado a comprare il pane. Sono andata a prendere il pane e uno mi ha parcheggiato dietro. Ma se vedi che è un parcheggio, non ti puoi mettere dietro alle macchine parcheggiate, se no come escono? Vabbè, fortuna che era in macchina, gli ho chiesto di spostarsi. È sceso un po' di materiale. Va bene, dai, sono venuta fino qui al canalone. Ecco. Boh, adesso sì, ne è sceso un po', Vado, non so se andare fino su in cima al villaggio, giusto così mi faccio una camminata. Giusto per cambiare, visto che ieri non ho camminato abbastanza, 8 ore, ma vado fino su in cima quasi quasi e poi vado a casa e sono le 10 e sarà meno, no, 10 e mezza, ecco, quindi non è tardissimo, quindi posso andare anche su in cima al villaggio a farmi un giretto, a fare una foto al panorama, più che altro. Solito panorama, ma mi piace fare sempre la foto lassù, nonostante ne abbia non so quante di quel posto, ma insomma, vabbè, dettagli. Allora, per essere Ferragosto sì, c'è abbastanza casino, soprattutto muoversi in macchina. La statale è un pochino incasinata, c'è il sole ma si sta già annuvolando. Non so se oggi hanno previsto pioggia. Non ho guardato le previsioni perché si aggiornano alle 9 di mattina, quindi sarebbero già anche aggiornate. Poi si aggiornano anche all'1 dopo pranzo e si aggiornano anche alle 4 di pomeriggio le previsioni nostre. Potrei, volendo, andare su a piedi fino su in cima alla strada, ma non ho molta voglia. Dopo la camminata di ieri non ho molta voglia di camminare così tanto, così in salita poi. Quindi scendo di nuovo. Qui all'ultima villa c'è gente, sono arrivati i proprietari e si stanno preparando per fare il barbecue perché ce l'avevano lì di fuori. E vabbè, uno è andato via perché sarà andato a comprare qualcosa, il pane o qualcosa del genere. Va bene, oh, che bella farfalla. Qui c'è un bel caldo, io ho la maglia ma fa caldo, veramente. Sento ancora casino qua giù, perché c'è troppo sole. Va bene, vado a casa, combino qualcosa oggi e ci sentiamo nel pomeriggio, penso. Oggi è martedì, io sto preparando questa stanza computer per essere pitturata. Sono le 8:25, 22, mezza, non lo so. Ho tutti gli orologi sbagliati, non c'è un orologio uguale all'altro. E niente, sto portando fuori le cose, le sto mettendo qui e ho messo questo coso in testa perché sotto ho la tinta, l'ho messa sulle radici, dove c'è il mio colore non prende, solo dove è decolorato, però l'ho fatta tipo sfumata, quindi l'ho messa sulle radici, l'ho sfumata in giù, ma non l'ho messa sulle punte e adesso le ho isolate le punte dal resto dei capelli, se no prendono il colore. Così dovrebbe venire tipo l'effetto sfumato, da più scuro, più intenso, fino a più chiaro. Boh, vedremo. Esperimento con i capelli. E ieri non ho più registrato perché pomeriggio ho fatto un ordine creativo e sono stata tutto il pomeriggio per decidere che cosa prendere e ho preso 4 cose in croce, ecco. Però sapete, bisogna spulciare in tutti i siti
e alla fine ho trovato un sito che non conoscevo e mi piaceva e quindi ho ordinato da lì. E oggi c'è il sole, ieri anche c'era il sole, pomeriggio ha fatto temporale, sera anche e stanotte anche deve aver piovuto, non so se ha fatto temporale, oggi c'è il sole, pomeriggio hanno messo brutto come ieri e quindi direi che non sono giornate adatte a fare delle gite queste. Abbiamo azzeccato proprio domenica la giornata giusta e anche domenica ha fatto brutto pomeriggio, eh. Siamo arrivati a casa, poco dopo che siamo arrivati ha iniziato a far temporale, quindi siamo scesi giusti dalle tre cime, veramente, perché lì c'erano nuvole nere e infatti abbiamo fatto bene a scendere. Bene, adesso è già tardi, quindi mi metto all'opera e vedo di dare almeno una mano, devo darla oggi, almeno una, anche se solo una, almeno l'ho data e magari domani do la seconda e ho finito una stanza almeno, no? Non lo so, se riesco a dare due mani oggi in giornata, ma devono passare un po' d'ore prima di far dare la seconda mano, quindi spero di riuscire. Va bene, cari miei, io adesso vi abbandono e vi ringrazio per aver guardato il weekly scorso. Sono contenta che vi piacciono questi weekly. La mia vita è così, è anche monotona, però alla fine nel mio piccolo io faccio tante cose, quindi no, mi piace. Non è la vita delle youtubers grandi con tanti iscritti, è una vita normale, come tutte le vite normali delle persone normali. Io non amo definirmi normale, sono più una pazza, però tra tutte le youtubers piene di soldi io sono normale, perché alla fine io vivo con quello che ho, ecco. Va bene, io vi abbandono e inizio a spostarmi tutta la roba. Ah, ah, i giochi dei gatti. Avete visto dove sono? Oh, quel pompon là. Quello lì lo adora Pipo. Solo che lo perde ogni volta qua sotto. Sono nel momento pausa, devo fare le due pareti adesso. Ho fatto tutti gli angoli, tutte quelle robe là e i contorni e il soffitto. E eccomi apparsa dopo qualche ora, ho dato la prima mano, ho finito a mezzogiorno. Adesso mi siedo un attimo qui un secondo e ho già mangiato io un'insalatona mista e adesso sto aspettando Franz ma non so a che ora arriverà oggi. C'è il sole per il momento, l'aria è calda, mi dispiace non poter stare fuori, devo stare in casa a pitturare, però prima faccio questi lavori e prima poi sono libera per stare un po' di fuori, sperando che non faccia autunno tipo a settembre già. Adesso aspetto qualche ora che si asciughi un pochino il muro, la prima mano, e poi do la seconda. Buongiorno, oggi è mercoledì. Io adesso vado. È mercoledì, vero? Oddio, sì, è mercoledì. Mi vengono proprio dei dubbi dubbiosi. I capelli sono venuti più scuri qua da alcune parti e più chiari qua sotto perché qua sotto non avevo messo la tinta, quindi sono venuti più o meno come pensavo. Li devo tenere dietro perché mi dà fastidio perché mi vanno davanti agli occhi. Devo anche rasare i capelli. Dunque, qui c'ho ancora un caos perché ho lasciato tutta la notte le finestre aperte e penso si sia asciugato il tutto. Sì, c'è solo un segno qua sul soffitto, ma non sono un'imbianchina. E è già tanto che è venuto così bene. Oddio, che ragno che è entrato! E quello adesso io come lo metto fuori? È quello con le zampe lunghe. Da piccola li prendevo per le zampe, adesso io non ho il coraggio, ho paura di fargli male. Ah, che ansia! Buongiorno, signor Ragno.
Però invece che stare là, poteva stare di fuori, no, signor ragno? Perché io adesso come faccio a farlo uscire? Poi è grande, non è piccolo. Lasciamo ancora un po' la finestra aperta. Magari decide di uscire. Oggi il tempo è così. Guardate che bello che è. Ok. Dio santo, ma che gente c'è in questo paese? Aiuto! Cioè, sono arrivata al parcheggio, sono a San Vito, prima di tutto. Ma sono arrivata lì quasi alla macchina, ho visto che la tipa la signora di quelli che avevano parcheggiato lì di fianco, praticamente aveva la porta completamente aperta sulla mia macchina. Gliene ho dette tante, non si è neanche scomposta, perché tanto gli ho detto fortunati che la macchina è vecchia. E sì, striscio più, striscio meno, che non li ho fatti io gli strisci, però striscio più, striscio meno, pazienza. Se vuole passare, prego, se vuole passare. Mi sono fermata apposta, mamma mia, sta gente. Cioè ti fermi per farli passare, ancora non passano perché hanno paura che li tiri sotto, ma se mi fermo non sono proprio messa così male che tiro sotto la gente, che investo la gente, parliamo italiano. Va bene, dai. Ecco. Ho evitato il centro, sono andata per sopra perché altrimenti era un po' un casino. Sono andata praticamente in cartoleria edicola per vedere se c'era la mia penna preferita. Non c'era proprio traccia neanche di altri colori, niente. Allora ho preso un giornale, giusto per non uscire senza niente. Poi sono andata in farmacia, poi sono andata in cooperativa di San Vito e sono andata a comprare il pane. Ieri non vi ho detto, anzi avevo registrato il pezzo ieri, poi l'ho tolto. Ve lo dico oggi, praticamente un collega di mio papà è rimasto con le gambe sotto al camion, con i piedi, con le gambe, insomma. Oddio santo, cioè praticamente è sceso per raccogliere l'immondizia, si è accorto che il camion è partito da solo e ha fatto per rincorrerlo per cercare di salire di nuovo sul camion e si è rotto le gambe. Da quello che ho capito il malleolo e non mi ricordo, e in un'altra tutte microfratture, quindi gli è andata anche bene. Sono a casa. Che ora è adesso? Meno un quarto all'una circa, meno 20 dai. Ho acceso il computer, devo ancora... Sì, ho sistemato stamattina, ho risistemato la stanza, si sente l'odore da pittura, ma sono contentissima perché ci sono i muri bianchi. Adesso sto facendo la pasta, la sto facendo tardi perché comunque Franz mi ha chiamata che arriva tardi e quindi faccio tardi, dopo vado a fare la spesa con mia mamma. Per il momento c'è il sole e ci sono 24 gradi all'ombra. Al sole saranno un po' di più, ma non tanti. Adesso do una sbattuta a questo tappeto qua, dove c'è panna, e passo il coso della polvere per terra. Sì, l'ho già passato oggi, non è sporco, ma lo ripasso, visto che tolgo il tappeto. La tavola l'ho preparata e quindi adesso aspetto che si cuocia la pasta. Anzi, devo mischiarla. Sono a casa, sono quasi le 6. Adesso metto via tutta la roba, non ho preso granché di spesa, ho provato a dare questa pappa qui, la sceba, quella al pollo, mi hanno detto mangiatela tu perché fa schifo e puzza. Ecco, questo mi hanno detto i gatti, infatti la pappa è lì. E ho preso anche una al manzo, ma l'ho prese giusto 2 buste per provare. Mi hanno detto che fa proprio schifo. Poi ho preso anche questo pronto qua, però liquido, e spero abbia il profumo del pronto vero e proprio, cioè è di marca, quindi dovrebbe avere lo stesso profumo. E poi ho preso altre robe perché siamo state anche al Prix, ma niente di interessante da farvi vedere, niente di novità, niente di particolare. Quindi mi metto via la spesa e ci sentiamo o dopo o domani addirittura, perché stasera esco con una mia amica, quindi facciamo una passeggiata, non andiamo chissà dove. E quindi niente, dopo cena uscirà. E il rossetto è quasi andato via, l'ho messo già 2 volte, cioè una volta, perché ho mangiato una brioche, quindi l'ho rimesso, ma è già andato via, cioè me lo mangio praticamente. E la panna,
E niente, ho aperto tutto per far passare aria e Pippo anche prende aria e guarda gli uccellini. Oddio, che roba! Una luce immensa. E niente, ha piovuto e siamo arrivati a casa che qua non pioveva già più e quindi ci è andata bene per scaricare la roba. E sistemo la spesa. Ci sentiamo o dopo o domani. Buongiorno, buon giovedì da Panna che è sdraiata al sole e si rotola perché a lei piace il calore del sole. Vero Vanni? E mia Vanni, che trippa che hai. Panna, che bella! Sono le 10:10. Mi sono isolata nel mio mondo creativo, ho decorato l'agenda fino ad adesso, cioè dalle 8 di stamattina. Io ho perso 2 ore così praticamente. E mi sono proprio isolata nel mio mondo e guardavo anche video nel frattempo e boh, è passato tutto questo tempo. Adesso è uscito il sole, ma in realtà oggi dovrebbe peggiorare il tempo, per cui non ho imbiancato la camera, non ho iniziato neanche a farlo. Domani, in teoria, che è venerdì, ultimo giorno del weekly, mi metterò a fare quel lavoro, per cui penso che anche domani lascerò il video la mattina, vi darò il buongiorno e basta. Panna sta giocando con la borsa. Panna? Si è pigliata l'unghia. Quanto le piace stare al sole a questa gatta. Bello. Mi piace guardarla quando fa tutti i rotoli così rilassata, perché una volta non poteva stare rilassata. Vabbè, gli altri due stanno dormendo sul letto, qui ho gli uccellini sul filo della corrente. Adesso volevo volevo registrare un video tutorial e mi pare che questo l'ho messo per settembre addirittura. È bello come tutorial, è un bel video con le perline, è un modulo per orecchino, però mi piace veramente tanto, sicché ho spostato un video che avevo già programmato a settembre e ci ho messo questo perché mi piace tantissimo. Sì, il 5 settembre l'ho messo questo video. Bello, devo registrarlo perché sennò mi perdo e non lo registro più. Oggi non penso di fare granché. Pomeriggio forse Franza è a casa oggi, per cui non so se andiamo da qualche parte, non credo, ma se andiamo da qualche parte magari faccio il video come sempre. Boh, mi metto a creare perché sennò sono in ritardo. Va bene, devo anche portare su a mia mamma il catalogo di Avon. Adesso c'è campagna 11. E va bene, boh, vi saluto, vi faccio vedere i due gattacci, i due maschiacci. Pippo la prossima settimana compierà un anno. Sì, il 25 compierà un anno. Che bello. Va bene, e i croccantini della Smilla li mangiano, non li mangiano così avidamente come quelli quelli prima, Purina One, no, Ultima, no, Purina doveva, non mi ricordo più che marca era. Beh, insomma, quelli che vi ho fatto vedere anche nel video delle cose finite, cibi finiti, ecco. Quelli là li hanno mangiati, cioè li mangiavano in tempo zero. Questi qua invece durano di più, ho visto, però li mangiano, non li lasciano lì, quindi piacciono anche questi qua della Smilla. Va bene, vi abbandono, mi metto a fare le mie cose e ci sentiamo al più presto. Buongiorno, oggi è venerdì, sono le 7:15 e sono sveglia da un pochino, però mi sono alzata adesso. La giornata è bella, cioè è veramente bel tempo. Si stanno andando via le ultime nuvole della notte. Stanotte ha piovuto, ieri sera ha piovuto, ha fatto temporale e da quello che ho letto su Facebook è scesa di nuovo la frana d'acqua buona. Quindi in meno di una settimana è già scesa un'altra volta e avevano chiuso la strada, però non so dire altro perché altre notizie, la notizia era di 5 ore fa,
per cui non so altro, non so se è riaperta, non so niente. Io domani volevo andare all'Eurospin, anzi voglio andare all'Eurospin domani perché c'è la macchina da cucire della Necchi e quindi voglio andare all'Eurospin a comprarla. Visto che c'è un'occasione vado a prenderla. Vi ho detto, metto subito a caricare questo weekly perché oggi devo imbiancare casa. Ieri sera ho già preparato un po' di parti con lo scotch e oggi faccio il resto. Non è che ho molta voglia, però devo farlo e quindi mi devo mettere di impegno. Poi fatta la camera mi rimane cucina salotto e quello sarà un po' più duro, però insomma ce la farò a fare anche quello. E quindi oggi non registrerò perché mi devo dedicare proprio solo a quello e già devo andare a prendere il pane alle 8 e dovrei andare anche in farmacia perché mi serve l'occhi, perché ho ancora una bustina e basta. E quindi devo andare a fare già delle commissioni che non avrei voluto fare. Potrei andare anche domani per l'occhi, però il pane mi serve oggi, quindi devo andare oggi per forza. Ecco, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo weekly, non è stato molto, boh, non lo so, pieno di cose, no, un po' noioso, non lo so. E, boh, vi saluto, vi ringrazio e diciamo che ci vediamo la prossima settimana di nuovo con un altro weekly. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!